Ramsès in vantaggio su Rengada Jet di fuori, poi gli altri con Raveo che va terzo in corda prima della prima curva. Ramsès e Roberto Cotaro mantengono l'iniziativa, si accoda Rengada Jet, cavalli in lunga finidiana, una quarantina abbondante di metri fra il primo e l'ultimo, che è Rupert, riassestato ma che ha perso parecchie posizioni. 15-3 il lancio, uno dei due allievi in corsa di Salvatore Carro della Black Mass che fanno scuderia. Ramsès in vantaggio, Rupert è ultimo, in mezzo ci sono in ordine Rengada Jet, Raveo, Rhapsody AB e Ryan Starlight che accettano il 16-3 di seconda frazione, quindi la netta decelerazione del ritmo da parte del capofila. L'indiana che si è ulteriormente accorciata a finire la seconda curva, posizioni che non cambiano. 600 di gara con la frazione lenta in 16-7, lo scatto all'esterno di Ryan Starlight e Paolo Romanelli ha spostato in seconda ruota, l'anticipo di Rengada Jet, forse voleva anche proprio questo il driver di Ryan Starlight. Gli 800 di gara con una leggera accelerazione da parte del battistrada, 16-2 guadagna per Varchi, Raveo che si trova nella scia del leader. Adesso si sono formate tre perfette pariglie quando si arriva alla frazione del chilometro. Accelerazione decisa, 15-3, Rengada Jet ha portato un deciso attacco al battistrada, la linea di pistone in costruzione esterna. Ramsès reagisce allungando, i due seguiti da Raveo che ha di fuori Ryan Starlight, poi Rupert e Rhapsody AB, ancora 15-1, 30 e mezzo scarsi la frazione intermedia. Ramsès davanti, Rengada Jet al suo sediolo, ormai da un giro di gara scarso, gli ultimi 600 che arrivano in piena spinta per tutti, 15-3 la frazione, va di fronte per l'ultima volta. C'è sempre Ryan Starlight nella scia di Rengada Jet che sembra un po' provata al paletto dei 1.600. Ramsès in vantaggio, Ryan che sposta in terza ruota, viene forte Ryan Starlight, 15-3, cala e poi rompe Rengada Jet. Ramsès sbaglia, cavallo numero 3, Ryan Starlight che sta passando all'inseguimento Raveo che anticipa Rupert, 15-6 con la frazione. In netto vantaggio Ryan Starlight a 80 dal palo, si lotta per il secondo, ma Ryan Starlight viene a vincere molto chiaramente per il secondo posto. Raveo regge la... E allora vittoria di Ryan Starlight.